Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, eccoci al contenitore pop del lunedì, da me condotto da qualche annetto, che cerca di spaziare, diciamo, da tutte le credenze popolari fino a notizie che riguardano storie, avvenimenti, situazioni, aneddoti, contesti a sfondo pop, anche nella storia, nel recente passato o nell'attualità, comprendendo ovviamente anche la musica leggera, anche tutto quello che ha a che fare con un certo tipo di turismo pop, cioè legato alla storia e alle tradizioni, o a fattori appunto agricoli e di sfondo rurale tipici della tradizione popolare. Innanzitutto l'equinozio, non si può non parlare dell'equinozio perché questa sera manca pochissimo. Eccoci all'appuntamento che ogni anno scatta alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno. Lo dice la parola stessa, l'abbiamo detto 100.000 volte, equinozio. La notte e il giorno si equivalgono nella loro lunghezza. Questo avviene di primavera, nel passaggio dal segno dei pesci al segno dell'Ariete, e avviene in autunno, all'inizio dell'autunno, il passaggio dal segno della Vergine, che purtroppo spiace appunto che per Sveva che lo è, di questo segno, sta finendo. Anche quest'anno sta finendo dagli ultimi e quindi lascia lo spazio al segno della Bilancia. Ma quest'anno l'equinozio, come ho fatto scrivere nel promo, è davvero speciale, perché si tratta di una luna nuova, quindi una luna nuova e ovviamente crescente, comunque soprattutto nuova, ubicata all'inizio della bilancia, nel primo decano della bilancia, che ricordiamo è un decano anche con caratteristiche geminiane, congiunta oltretutto a Mercurio. E quindi questa posizione particolare di quest'anno, per chi è anche un osservatore astrologico, partendo sempre dalla struttura, dal plafond di una cultura popolare attenta al moto degli astri, così come a tutto quello che accade dal punto di vista del comportamento umano sulla Terra, insomma non si può non pensare che l'autunno del 2025 sia un autunno caldo. Lo si dice questo certamente premunendosi di quella cautela che deve essere tipica di chi tratta questa parte molto specifica della cultura popolare. Non mi piacciono le previsioni, l'uso dell'astrologia non è previsionale, come è stato segnalato anche da alcuni cultori di antropologia e di scienze esoteriche degli ultimi 50 anni, ma è di tipo caratteriale e sempre per tutta una serie di fattori, non esenti anche da una forma di spiritualità religiosa. Non possiamo trattare l'astrologia in termini puramente o prevalentemente previsionali. Detto questo, però, non si può non notare, perché anche i non vedenti lo noterebbero, che Mercurio congiunto alla luna nuova in equinozio dà la misura di un certo autunno caldo dal punto di vista delle novità che partono dalla mente, da tutto quello che appunto si suole dire in linguaggio per i non profani mercuriano. E quindi questa nota, oltretutto in un segno in un segno di condominio gemelli bilancia, quindi d'aria, non può che far pensare a mesi caratterizzati effettivamente da un uso più stringente, forte e quasi dominante dell'intelligenza, l'intelligenza umana che sicuramente si deve adoperare per risolvere tantissimi problemi che in questo momento attanagliano il mondo, attraverso un tentativo certamente di dialogo
di comunicazione. Caspiterina, viviamo nella società della comunicazione attraverso mail, social, tutte le fonti informative e formative che esistono, super tecnologiche, e non ci capiamo lo stesso. E continuiamo a farci la guerra anche, voglio dire, a parte le nazioni, ma non è l'argomento di questa trasmissione, ma anche fra di noi. La piccola guerra dei poveracci, no? Dei poveracci non tanto dal punto di vista economico, ma di quelli che non hanno quel potere per poter decidere, ma in realtà continuano a farsi la guerra reciprocamente, perché evidentemente l'animo umano lo nota la stessa cultura popolare in molte saghe, leggende, favole, no? Le favole, se pensiamo le favole per bambini, non sono rassicuranti, perché parlano sempre di cattivi che vogliono fare la pelle dei buoni. Ecco, questo da 3.000, 4.000, 5.000 anni continua a essere la nota prevalente. Quindi è un equinozio speciale, davvero speciale, quello di questa sera, laddove in qualche modo occorre concentrarsi e concentrare la nostra mente. Non è un gioco di parole, sulla mente stessa, sui poteri della mente stessa, che certamente in questo scorcio di secolo si fanno come dire, più importanti perché evidentemente stiamo entrando nell'era dell'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale, domanda, come viene trattata dalla cultura popolare? Beh, sicuramente con una notevole diffidenza, perché la cultura popolare è ironica di per sé, capisce subito che ci sono delle pecche, no? Fatta la legge, scoperto l'inganno, no? Dicevano i nostri buoni antenati in lingua italiana, e quindi cosa succederà? Che l'intelligenza artificiale dovrà sempre fare i conti con l'ignoranza naturale delle persone, delle cose e del mondo, che genera anche la stessa intelligenza. Ma non è, intendiamoci sempre, da me non sentirete parole passatiste, perché è proprio tipico della cultura popolare la comprensione del fatto che il mondo cambia e deve cambiare, guai se non cambiasse, guai se non mutasse pelle. Quindi l'intelligenza artificiale doveva prima o poi arrivare, vedremo quali vantaggi e quali svantaggi di per sé comporta. Passiamo a un argomento invece diciamo storico-commerciale, economico, che però si traduce in qualcosa di cartografico. Le vie del sale. In Liguria ci sono 2 vie del sale, ma cosa significa via del sale? Dopo gli altri argomenti ve lo preannuncio, sarà chi è il vero Sandokan, forse un italiano. San Maurizio oggi si celebra come calendario e vedremo come i Savoia l'hanno utilizzato, in senso buono naturalmente. Ancora la sfida di ferro, il braccio di ferro fra Grignani e Pausini, con la nascita del Museo Pausini in Romagna. Vendemmia Felix forse, ma intanto le nocciole stanno marcendo. Ritorniamo alle vie del sale. La via del sale occidentale è una via del sale storica che praticamente va da Ventimiglia, con una partenza da Ventimiglia perché il sale arriva dal mondo marittimo, non può arrivare dalle Alpi o dall'interno, risale tutta la valle che porta a poco attraverso anche un notevole Andrea, scusami se dislivello ti interrompo, c'è una verso chiamata. la Valle del Roia, che porta verso il Col de Tende, Sì? Pronto? Sì, ok. Sentiamo chi mi cerca. Pronto? Sì, buonasera professor Rognoni, sono Lisetta. Lisetta, prego. Allora, professor Rognoni, non volevo disturbarla a questo punto, che è un altro argomento, ma prima cosa la ringrazio per il suo libro, Le Muse del Nord, che ho ricevuto con dentro, dico io, diverse avventure di donne e uomini di questa nostra Italia settentrionale, e non, con diversi capitoli interessanti che invito tutte le ascoltatrici, donne e anche uomini, perché no, a leggerlo.
e a richiederlo. La ringrazio ancora e spero che altri, oltre, lo leggano. È un insolito libro che va letto, secondo me. Grazie, da Lisetta. Buonasera di nuovo. Grazie Lisetta, assicuro tutti. Perché no? Pronto? Ecco, mi sentite? Allora, assicuro tutti gli ascoltatori che non ho pagato Lisetta per parlare del mio libro, però ricordo che il mio libro è a disposizione assolutamente gratuita, perché la cultura popolare deve essere gratis, secondo me, è a disposizione di chi mi contatta a questo numero che adesso vi do, 333 38 36 198. Pronto, Sveva? Tutto bene? Pronto? È un problema. Pronto? Andrea, mi senti? Pronto? Andrea, mi senti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Andrea, di nuovo a te la linea. Era caduta la linea. La Lisetta Alberti aveva telefonato per parlare del mio libro, che ricordo a disposizione gratuita di tutti, Le Muse del Nord, dove appunto ci sono tantissimi interventi scritti su arte, cultura, tradizioni, linguaggi del mondo e del contesto padano e macro padano, quindi Liguria, Toscana settentrionale, Marche settentrionale compreso, e naturalmente potete, lo ripeto ancora, che richiedermelo attraverso WhatsApp al seguente numero: 333 3836 198, 333 3836 198, e io ve lo manderò immantinente. Grazie Lisetta, stavo dicendo, certamente non ho pagato Lisetta, non ci sentiamo dall'inizio dell'estate, e quindi sicuramente non dovete vedere atti di corruzione, lascivi atti di corruzione nella telefonata. Stavo parlando delle vie del sale. La prima via va da Ventimiglia a Col de Tonde, Limone Piemonte e Cuneo, quindi Alpi Marittime Nord, e poi la seconda va da Rapallo, diciamo così, Golfo del Tigullio, fino a Varzi, nell'Oltrepo Pavese. Ma perché vengono chiamate vie del sale? Per un fatto molto semplice: il sale arrivava dal mare, ovviamente, e doveva essere portato in quella che ancora oggi si chiama Valpadana, più occidentale piemontese o lombarda ed emiliana. Le vie del sale erano vie infide, dove appunto briganti, questo stiamo parlando dello scorcio del Medioevo ovviamente, sia alto che basso, briganti o altre situazioni contestuali ambientali difficili, negative, fauna cattiva eccetera, rendevano impervio e faticoso quasi una vera scommessa. Ma noi sappiamo che ancora oggi sono rintracciabili dei tracciati, dei sentieri che riproducono queste benedette vie del sale, dove appunto chi era addetto a questa funzione trasportava faticosamente con un fardello enorme il sale, i sacchi di sale, dal mare verso la zona che abbiamo descritto. Naturalmente il tracciato seguiva fiumi liguri nella parte iniziale, per poi arrivare appunto all'interno del contesto padano. Si sente bene, scusa adesso, Sveva? Pronto?
Pronto? Andrea, mi senti? Sì, qual è il problema? Andrea? Non riesco. Pronto? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Andrea, te la linea, purtroppo quando mi fai delle domande mi arriva la voce in ritardo, non capisco perché. Quindi se ora mi senti, rispondimi pure. Ti sento, benissimo. Eccoci qua. Ci siamo? Sì, io Pronto? ti sento. Ecco. Quindi, posso parlare? Sì, vai pure. Pronto? Sì, ecco. Allora, le vie del sale, abbiamo detto da Ventimiglia all'interno, da Rapallo all'interno verso Varzi. Varzi è famosa per il salame, e quindi queste vie del sale permettevano proprio di trasferire una quantità considerevole di sale attraverso un turnover continuo verso l'interno. Ancora oggi è appassionante rifarle in senso contrario dalla Lombardia e dal Piemonte verso il mare stesso. Un po' come faceva Cesare Pavese quando da ragazzo andava a scoprire il mare stesso e ne rimaneva sorpreso per il colore così diverso dai suoi campi arati vignaioli. Ecco, la via del sale è sicuramente una via impervia, abbiamo detto, una via caratterizzata da un dislivello notevole, che evidentemente comporta però l'attraversamento di antichi borghi che, come sostengono degli esperti, che potete anche trovare comodamente sui social, proprio perché parlano di questo argomento con una notevole competenza, snodi di traffico sicuramente molto forti, che hanno la funzione di riuscire a far passare appunto le merci stesse verso la zona padana vera e propria. Quello che importa è capire fino a che punto e perché queste benedette vie del sale sono praticamente morte col tempo, non sono state più attraversate. Non è solo una questione di cambiamento di costumi e di mentalità e di prassi commerciale, ma anche il fatto che sono nate, oltre a commerci prima marittimi e poi ferroviari, delle altre iniziative che hanno permesso appunto di portare il sale sulle nostre tavole in maniera più comoda e più diciamo fattiva ed efficace. Quindi sicuramente sono questioni di vitale importanza che ancora oggi però noi possiamo, attraversando queste valli spesso abbandonate da Dio, scoprire e riscoprire. Sandokan è un personaggio che noi amiamo tutti, della tradizione di Salgari, o meglio Salgari, come si suol dire oggi. Emilio Salgari, scrittore di successo, che portò le sue nozioni del tutto teoriche, perché non aveva mai viaggiato, appunto, rimanendo prima a Verona e poi a Torino, e attraverso letture che lui aveva fatto e conoscenze che aveva fatto. Ma chi era veramente Sandokan? Da chi Salgari prese spunto per parlare di questo grandissimo personaggio? Beh, sicuramente era un personaggio realmente esistito. Il reverendo Don Carlo Quarteroni,
che era nato in Spagna da famiglia italiana. Il cognome Quarteroni è un cognome bergamasco che in tempi inizio modernità si era trasferito anche in altre parti d'Europa, come era solito fare. Ci sono continue interferenze che non capisco per quale motivo appunto continuino, ma perché qualcuno mi sta chiamando ma non capisce che io sono in radio, abbiate pazienza. Sveva, tutto bene? Sì, Andrea, ti sento. Andiamo avanti. C'è qualcuno che mi sta chiamando ma evidentemente continua a non capire che io sono e non ho la possibilità di comunicare. Va bene, allora quello che importa è questo Carlo Quarteroni, questo grande personaggio, era un avventuriero, era un mercante, era un pirata, pensate un po', di famiglia italiana, ma incistato a Cadice nel secolo ottocentesco. Aveva poi deciso appunto di fermarsi in Oriente per valutare la possibilità di arricchirsi in maniera più sostanziosa. Abbiamo detto di antica origine bergamasca, in realtà il papà aveva sposato una donna spagnola, ma il ragazzo era stato educato all'italiana, anche con la tipica voglia di esplorare di chi magari appunto partendo da zone remote vuole scoprire il mondo e l'universo. Quarteroni arriva a comprendere il fatto che ci sia la possibilità di stabilire un contesto più civile anche dal punto di vista della spiritualità, e si fa prete, si fa sacerdote. Questo è il passaggio decisivo del destino di Quarteroni. E quindi tutta la sua gioventù, che poi è stata ripresa dal grande Salgari sulla questione di Sandokan. Cioè Sandokan era il buono che andava a salvare quelli che subivano, se vi ricordate bene, avendo letto Salgari, io l'ho letto da bambino e poi l'ho riletto una decina d'anni fa, per vedere che effetto fa, no? Beh, io vi dico che Sandokan era come dice la canzone di Julio Iglesias, mezzo pirata e mezzo signore, no? Quindi veramente buono nell'animo in fondo, e voleva salvare chi subiva ingiustizie. Naturalmente era costretto in certi momenti a usare anche la violenza. L'amore, visto che era un uomo bellissimo, era bellissimo davvero anche Don Carlo o Carlos alla spagnola Quarteroni, ecco, di antica ascendenza bergamasca, come poi lo sono anch'io, questa cosa l'ho detta tra le righe tante volte, perché i cognomi hanno un fondo comune: Rognoni, Quarteroni, Manzoni, sono tutte le aree organiche del Bue, perché così si viveva nell'antica zona bergamasca, si viveva in modo tale da coltivare cose belle, ma anche allevare degli oggetti, dei soggetti, scusate, faunistici, che avevano poi un utilizzo mangereccio anche. E quindi ecco da qui il quarto di bue che ha dato il nome a Quarteroni. Quindi Sandokan alias Quarteroni. Salgari viene a conoscenza della storia vera, reale del Quarteroni, e così dà la possibilità a tutti di gioire delle pagine bellissime di Salgari. Io adesso sto leggendo Dan Brown, L'ultimo segreto, e mi piace molto, ne parleremo presto di questo libro dell'autore del Codice da Vinci. Penso che chi è bravo a scrivere lo dimostri fin dall'inizio, e così è stato grande successo Dan Brown, ma Salgari ebbe un enorme successo fin dall'inizio, anche se poi non era compreso fino in fondo, e per tutta una serie di motivi anche economici fu portato a suicidarsi, come tutti sanno, a Torino. Appartiene alla schiera dei suicidi illustri torinesi, assieme a Levi, tantissimi, ovviamente Pavese, che abbiamo citato prima. Scusa Sveva se ancora torno a chiederti, si sente? Tutto bene? Per sicurezza? Sì, tutto bene, Pronto? Andrea.
Pronto? Andrea, sì, mi senti? Tutto bene? Ecco, sì. Sì, no, era solo a beneficio dei nostri ascoltatori. Quindi avete sentito Sandokan, l'era de Berghem, della provincia bergamasca, era andato, cioè era originario perché era andato poi in Spagna con suo papà aveva sposato una bella spagnolita di Cadiz, e quindi dopo ne aveva fatte di cotte e di crude, davvero bohemien bergamasco, ma il suo animo era troppo buono, troppo bello, troppo gentile per non aiutare i poveri di tutto il mondo, e compreso naturalmente quelli della zona descritta dallo stesso grandissimo Salgari. E quindi voglio chiudere questa parte avvicinandomi anche un po' alla fine della prima parte della trasmissione, sottolineando come tantissimi personaggi letterari, pare anche il famoso investigatore di Dan Brown, Langdon, siano in realtà stati ispirati agli scrittori più grandi e di successo da personaggi veri, ma questo non perché gli scrittori siano cretini e non sappiano partorire con la loro mente qualcosa che non è esistito ma che esiste solo nella fantasia, no, ma perché la realtà, che poi sappiamo tutti è una realtà fatta di piccole cose, di uomini di tutti i giorni, niente di che, è così particolare da superare l'immaginazione. Pensate a questo grande Don Carlo Quarteroni che cosa fa? Ha capito che la vita non ha senso se non dedicata a Dio, si fa prete, si fa sacerdote, il Papa accetta dall'alto la sua decisione e da brigante, pirata, mercante di straforo diventa un grandissimo missionario che riesce a portare anche in Oriente la parola di Dio. Forse di questi personaggi, per la verità, non esistono più ai tempi dell'intelligenza artificiale. Va bene, siamo arrivati, mi sembra, alla fine della prima parte, quindi chiedo a Sveva di adottare il break. Andrea, mi senti? Sì? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Andrea, purtroppo oggi c'è un problema nell'ascoltarti. Ora ti sento, tu? Non so, io sono in casa come sempre, non capisco, forse sarà il clima che è cambiato rispetto ai giorni scorsi, non riesco, io sono qua col mio telefonino, non so cosa posso fare, perché Adesso ti sento uscire dovrei benissimo, vestirmi perché tranquillo. sono mezzo svestito, capito? Cioè, ma io adesso mi si sente bene? Sì, ora ti sento benissimo, tranquillo. Dai, speriamo in bene d'ora in poi. Andrea, ora non ti sento più, prova a parlare. Sì, la pubblicità sta passando? No, sei in diretta, Andrea, a te la Eccoci, linea. allora siamo in diretta. Benissimo, allora avete sentito Le Vie del Sale, Sandokan, vogliamo parlare un po' di musica leggera? Qui continua il duello violentissimo a livello di parole tra Grignani e la Pausini, per via di quella canzone, no? Bellissima canzone, La mia storia tra le dita, una delle più belle canzoni della musica leggera
dell'ultimo Novecento, che è stata ripresa ma distorta nelle parole da Laura Pausini. Chiaro che poi al maschile può avere un certo significato, quando era cantata da Grignani, e al femminile ne ha un altro, anche perché appunto le parole sono un po' cambiate. Devo dire una cosa, io non sono un fan accanito ed entusiasta di Laura Pausini, però nel senso che preferisco altre cantanti. Però devo ammettere che la versione proprio nel timbro canoro di voce, di passionalità della Pausini su questa benedetta canzone è qualcosa di straordinario, è qualcosa che comunque dà, quindi io non difendo né l'uno né l'altro, nel senso la versione di Grignani è straordinaria per come Grignani l'ha fatta e quindi ci riconduce evidentemente a quella che è poi lo stile Grignani, no? Sicuramente non solo perché maschile anziché femminile, ma sicuramente legato ad un atteggiamento un po' scontroso, naif e al tempo stesso spietato, ma invece comunque in ogni caso la versione della Laura Pausini con un afflato anche di voce estensiva notevole è altrettanto interessante. Non so come finirà, temo che finisca in tribunale dalle ultime notizie. Poi c'è un'altra notizia che è questa: la Laura Pausini ha deciso di creare un museo Pausini in Romagna, la sua terra natale, dedicandosi a tutto quello, agli oggetti che ha raccolto, foto e poi pannelli e cartelli che raccontano la sua strepitosa esistenza. Di primo acchito mi sembra un atto di megalomania. Poi invece, ripensandoci bene, se il museo viene allestito nella maniera giusta, può essere un ottimo esempio di cultura popolare, quindi può ricondurci in qualche modo a quelle che sono le esigenze anche del pubblico di ritrovare dentro la storia e la vita di Laura un pezzo di se stessi, di quella Romagna che noi tutti conosciamo nella sua generosità, nella sua voglia di vivere, di cantare, di divertirsi, di godere, che lei tanto bene ha rappresentato. Direi paradossalmente, se non mi convinceva del tutto la primissima Pausini, perché il tono adolescenziale era un po' artefatto secondo me, adesso devo dire che nella sua maturità sta recuperando alcune doti e anche alcune linee di pensiero che ha dimostrato, per esempio è acclarato il fatto che politicamente non si voglia schierare in maniera troppo forte verso la sinistra come moltissimi altri cantanti. Tutto questo sicuramente me la fa apprezzare. Vedremo cosa ne sortirà di questo benedetto museo Pausini e fino a che punto sarà veramente una testimonianza accurata della musica, di tutta la musica popolare migliore e non solo romagnola italiana, a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, fino ai nostri giorni. Ma naturalmente a Laura Pausini noi auguriamo altri 50 anni reali di vita. Vogliamo ritornare al calendario? Il calendario ci dice che San Maurizio, a distanza di 7 giorni l'uno dall'altro, come due fratelli, San Maurizio e San Michele si rincorrono. San Maurizio il 22 e San Michele il 29, avremo modo di riparlarne lunedì prossimo. Su San Maurizio devo dire che, a parte la storia del santo, che adesso non voglio esplicitare fino in fondo perché annoierebbe, ha un'enorme importanza per la tradizione alpina occidentale, in quanto San Maurizio è uno dei santi più amati in Savoia, in Piemonte e in Valle d'Aosta, nella Svizzera del Vallese occidentale. E tutto questo ha comportato un rapporto speciale, direbbero i napoletani anima e core, tra i Savoia, quindi anche gli ultimi Savoia e Emanuele Filiberto, con San Maurizio. Esiste un ordine di San Maurizio, esiste quindi una sorta di cavalierato che è legato al santo, non solo dal punto di vista formale, ma per i pellegrinaggi che vengono fatti al paesino di San Maurizio che si trova appunto nel Vallese. Peraltro tantissimi altri paesi della zona italiana, anche vera e propria, si sono intitolati a San Maurizio.
un nome che ha avuto una certa fortuna anche come battesimo negli anni 50, 60, 70, per poi perdersi un po' nel calderone delle scelte internazionali mondialiste di nomi di battesimo tipici del nuovo millennio. Quindi San Maurizio oggi, il 22, ha sempre aperto la stagione invernale, la stagione autunnale, ritenendo tutti che Maurizio fosse quel santo in grado proprio di raffreddare un po' gli animi troppo riscaldati durante l'estate, e tutto questo ha portato a una serie di riflessioni, di cose, di spunti che hanno sicuramente fatto riferimento anche a San Michele, che in realtà sappiamo essere il capo degli angeli e degli arcangeli, con tutta la sua capacità esorcistica, ne riparleremo, ma non si capisce San Michele se prima in un certo senso non si capisce San Maurizio. San Maurizio apre la strada a San Michele, appunto nel giro di una settimana, con una cadenza settimanale. Quest'anno saranno di lunedì 22 e lunedì 29, e questa parola lunedì ci riporta al discorso che facciamo all'inizio della luna nuova molto particolare, equinoziale di quest'anno, che è una luna mercuriana, come abbiamo detto, diciamo, anche se non ci piace introdurre in questa trasmissione degli elementi troppo tecnici che possono riguardare l'astrologia, e farebbero storcere il naso a moltissimi, naturalmente, proprio perché la cultura popolare è sempre di grande espressione. La vendemmia quest'anno come sarà? Io penso maluccia, perché purtroppo ha piovuto tanto d'estate, il clima è stato capricciosissimo, soprattutto al nord, e tutto questo per i famosi vini che conosciamo, Barolo, Barbera, eccetera, non va troppo bene. La vendemmia, tra l'altro, è anticipata, ho sentito qualche piemontese, perché appunto adesso sta arrivando l'insieme delle piogge, si dice equinoziali, fino ai primi di ottobre, quindi è meglio tagliare, è meglio togliere dalla pianta l'uva. Io ho dei ricordi personali di vendemmia sia in Piemonte, a San Colombano e anche in Toscana. Sono stato vendemmiatore al servizio di qualcuno, sì, perché quando si è ragazzi, si è giovani, sui 15, 17, 18, 19 anni, si ha voglia di provare tutto, ecco, e quindi non si può non pestare l'uva, come si fa durante appunto la vendemmia avanzata, e così dare inizio a quello che poi è il percorso tipico del vino, di questo, ne abbiamo già parlato in cultura popolare, di questo specie di sangue cristico, no? che viene gestito anche nella Santa Messa, secondo la tradizione popolare di chi segue quel percorso appunto del pasto sacro, il concetto che gli antropologi conoscono molto bene. Il pasto sacro è il pasto che viene officiato durante i riti religiosi di tutto il mondo. Si mangia Dio, si mangia l'essenza, la quintessenza di Dio, e non è un atto di blasfemia, questo sicuramente. Però c'è un altro problema, tanto risentiamo ancora, scusate Sveva, tutto bene? Tutto bene Sveva? Sì, ti sento Andrea, tranquillo. Meno male. Allora, abbiamo parlato della vendemmia un po' traballante di quest'anno, vedremo che vino verrà fuori, però se posso dare un consiglio, sbrigatevi a tirar giù l'uva, perché qui sta arrivando l'ira di Dio, tra freddo, piogge tormentose. Avete sentito le ultime notizie anche proprio dalla Val Borbi, dal Piemonte, dal Canton Ticino, dal Comasco, cioè cose inenarrabili che confermano il fatto che il clima si è incattivito in una maniera spaventosa negli ultimissimi tempi. Non parlo di cambiamento, il cambiamento climatico è un concetto troppo grosso per la cultura popolare. Il clima è sempre stato capriccioso, è difficile stabilire assi categorici di cambiamento climatico. Lasciamogli agli ecologisti. Gli ecologisti non appartengono alla cultura popolare, è un tipo di cultura adotta che spesso storpia, distrugge e fa cazzotti con la cultura popolare. La cultura popolare sa benissimo che c'è un'onda di cambiamento
molto diversa da quella che si ipotizza come generale di cambiamento climatico, e ogni anno è un anno a sé, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un altro problema, vi stavo dicendo, le nocciole. Le nocciole rappresentano un ben di Dio straordinario, perché dalle nocciole viene fuori il gelato, ovviamente la nocciola diretta per chi la vuol mangiare, qualcuno preferisce la noce, de gustibus, e soprattutto la Nutella. Non so se a Sveva piace la Nutella. Brutalmente, Sveva, dici a tutto il popolo di Radio Libertà se ti piace o no la Nutella. Sveva? Assolutamente sì. Ah, anche a me. Propongo io di venire in radio e farci, tutti quanti che sono lì presenti in radio, una scorpacciata in diretta di Nutella. Quando vuoi, Perché? Andrea, ti aspettiamo. D'accordo? Perché noi, devo dire una storia personale, avendo io un'età ovviamente completamente diversa da quella della giovanissima Sveva, però diciamo successe questo a metà, nella seconda parte degli anni 60. Noi eravamo abituati a merenda, perché una volta c'era la merenda, cosa che adesso non so, è discutibile la faccenda, sì, qualcuno la fa ancora, ma ho qualche dubbio. Però insomma la merenda fino ai tempi prima della Nutella era costituita da un fondo di pane. Vabbè, poi mettiamo che i pani siano sempre un po' diversi da regione a regione, ma anzi questa è la bellezza dell'Italia, di 10.000 pani, no? Come forma, come sapore, eccetera, eccetera. Sapete che in Toscana il sciapo addirittura non c'ha sale, a proposito di Via del Sale. Però noi eravamo abituati, magari con le michette lombarde, ma non ha importanza, qualsiasi tipo di pane che fosse, anche al mare con altri tipi di pane, a mettere sopra il pane o il burro o il formaggio. Adesso voi storcerete il naso di fronte a questi gusti dei ragazzini di allora. Quindi verso le 5 del pomeriggio, più o meno a quest'ora, la mamma, che è una figura iconica, una figura stratosferica sul piano allegorico del mondo italiano, sia del nord che del centro che del sud, ci preparava questi enormi pezzi di pane con il formaggio, vari tipi di formaggio. Prima parlavamo di quarteroni di origine bergamasca, quindi taleggio. In Lombardia andava molto il taleggio. Ho la sensazione che nel Lazio andasse di più il pecorino o altre forme di formaggio, ma ben vengano tutte. Oppure il burro addirittura, con un po' di zucchero sopra, il burro con un po' di zucchero. Questo in tempi antidiluviani si intende, perché sta parlando un ircocervo, un dinosauro dell'età preistorica. Ma quando arrivò la Nutella fu una rivoluzione, cioè da metà anni 60, 66, 67, 68, 69 venne rimpiazzato il salato o lo zuccherato sopra il burro, venne rimpiazzato dalla Nutella, che all'inizio addirittura non piaceva perché non eravamo abituati. Ecco il punto, no? E quindi a beneficio della famiglia Ferrero, che è tra le più ricche del mondo, la Nutella ebbe un boom eccezionale. Devo dire, ancora oggi, avendo abituato il mio palato alla Nutella sopra il pane o sopra, mettete anche un biscotto, una fetta biscottata, io non riesco più ad apprezzare il cioccolato e ritengo personalmente il sapore della nocciola, anche nel gelato, che io preferisco assieme al pistacchio oppure alla vaniglia, questi sono i miei preferiti, poi ripeto, de gustibus. Però la nocciola, il gusto della nocciola mi manda in estasi, in brodo di giuggiole, come si suol dire, no? Una sorta di orgasmo palatale che davvero dura poi tutta la serata. Ma è noto che la Nutella non fa proprio soltanto bene, perché aumenta la glicemia e crea i presupposti. Ferrero mi vuole diseredare, te ne farà una telefonata alla radio adesso Ferrero, ma dirà
ma lui avrà le sue ragioni, ma non è vero, ci sono dei cibi, ci sono dei prodotti che sono molto più nocivi. È probabile. Io non sono un medico, non ho una formazione biologica, scientifica, medica, quindi non voglio. In ogni caso è il nettare, sapete, il nettare degli dei era l'ambrosia, no? Una sorta di miele che usavano gli antichi dei in Grecia. Per me il miele, l'ambrosia degli ultimi 50-60 anni è stata la Nutella, ecco. La Nutella è qualcosa che vende ancora tantissimo, eccetera. Ecco, qual è la notizia? Che io cerco sempre di ancorarmi anche alle notizie poco incoraggianti. Le nocciole marciscono. Quest'anno, complice il tempo, c'è stata una malattia legata a un insetto velenoso, adesso anche qui non sono un espertissimo, e poi parlare di cose brutte mi mette in uno stato di angoscia, sinceramente, data la mia non più giovanissima età. Però so che in Piemonte, nel Lazio settentrionale, la zona di Viterbo è piena di nocciole, in alcune zone della Campania, no? Quindi praticamente in tutta Italia la nocciola marcisce, non riesce ad essere più prodotta nella quantità desiderata e desiderabile, e si pensa di attuare un programma, diciamo così, di redenzione della nocciola, così sempre intrecciamo il discorso religioso e sacro col discorso profano agricolo, eccetera, che possa permettere in futuro di avere una resa soprattutto qualitativa, perché se all'interno del nocciolo si intervengono dei fattori, no, che la fanno marcire, praticamente il frutto marcisce, e noi che cosa dobbiamo fare? Che cosa mangiamo? Una Nutella velenosa? Cosa ci mettiamo a... veramente io sono molto molto angosciato da questa situazione, e comunque non preoccupatevi che sicuramente si troverà il modo per riuscire a uscire, per tornare alla normalità, e quindi la nocciola tornerà a essere una delle produzioni più acclarate e vincenti del patrimonio agricolo nazionale, che assieme all'uva, naturalmente, per il vino che sappiamo essere italiano tra i migliori assieme a quello francese, per tutta una serie di fattori, appunto, accomuna la nocciola ad altre materie prime. Poi se parliamo dei frutti, va bene, l'arancio, il cedro, il limone, il mandarino, eccetera eccetera, no? Per cui la preoccupazione è forte, sento continue anche interviste in televisione, in radio su questo argomento, e devo dire che ci vuole un altro Salgari e un altro Dan Brown che parlino del potere della nocciola in un loro romanzo. Vedete quanto poi si intrecci la dimensione narrativa fantastica, letteraria, con quella più autenticamente dell'economia, di un'economia sana, di economia che parta sempre non a chilometri zero per forza, ma insomma dai prodotti della nostra terra, non in senso autarchico, ma in modo tale che comunque trovi sempre una soddisfazione presso la nostra popolazione e presso tutte le popolazioni del mondo, perché la Nutella ha avuto un successo in tutto il mondo, è venduta in America, è venduta in Asia, e se voi andate in un supermercato russo trovate la Nutella. Non so cosa ne possa pensare Putin. Penso che comunque i suoi soldati, indipendentemente da come si giudichi la tremenda guerra ucraino-russa, mangino anche ogni tanto un po' di Nutella. Quindi non è soltanto un vizio italiano, perché il sapore della nocciola è un sapore che secondo me batte quella del cioccolato e ci introduce veramente in una dimensione dell'essere, del piacere, del gusto della vita, che è unica e inconfondibile, naturalmente. Ecco, io mi avvio davvero alla conclusione di questa trasmissione un po' difficile, rimandandovi sabato all'appuntamento con Cultura e Arte. Avremo come ospite Marco Tognini per parlare del caso Sigonella, perché stanno avvicinandosi i giorni fatidici in cui era capo del governo Bettino Craxi, e in cui avvenne questo caso che è rimasto storico davvero, il caso Sigonella,
di contrasto col mondo americano. Naturalmente noi ogni volta, complice la bravura di Marco Tognini, che voi conoscete anche per altre trasmissioni su questa radio, avremo un atteggiamento di estrema pacatezza, senza pregiudizi ideologici, in modo tale appunto da riuscire sempre a far capire meglio a tutti quello che è stato questo passaggio epocale di esattamente 40 anni fa del caso Siconella. Io mi fermerei qui, Sveva, io ringrazio tutti della pazienza che avete avuto e lascio un po' di spazio anche di riposo alla nostra Sveva. Adesso, Sveva, non scappare di là a trovare la tua Nutella nascosta, se no va a finire male. Purtroppo no, Un non grande ce l'ho abbraccio. qui. Dimmi, Sveva. Purtroppo non ce l'ho qui. Guarda, mi sta venendo una collina da morire, perché io nell'ultima tornata diciamo al supermercato mi sono dimenticato di prendere la Nutella, e non era un caso, perché quando tu devi parlare di qualcosa la tua mente è già piena e non riesci più ad abbeverarti a quel qualcosa. È lo stesso meccanismo dell'amore. Quando ami qualcuno non c'è bisogno della presenza di questo qualcuno. Ne parli agli altri, dici che sei innamorata, ne tessi le lodi della persona amata, ma la persona amata alla fine in quel momento non c'è. La stai pensando, la stai ricorrendo. Questo è l'amore, e questo è anche il piacere del gusto, perché noi non viviamo solo di realtà, viviamo di immaginazione. Grazie ancora a Sveva e a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte